tema dei femminicidi qua in Veneto, nato con la tragedia di Giulia Cecchettin, ha caratterizzato questo anno. L'Ordine e i giornalisti, i colleghi si sono comportati con rispetto su una tematica molto delicata. L'Ordine dei giornalisti ha anche deciso di aderire alla Fondazione in memoria di Giulia Cecchettin e andrà a fare delle lezioni nelle scuole per spiegare quale linguaggio usare, come parlare di queste tematiche. Sono norme che sono entrate anche nel nuovo testo deontologico, che è appunto la novità di cui parlavamo, che entrerà in vigore il 1° giugno 2025. Ci sono tanti articoli nuovi, ce n'è uno per esempio dedicato all'intelligenza artificiale, ci sono norme nuove appunto sul linguaggio di genere, sugli uffici stampa. In questo semestre che manca rispetto alla sua entrata in vigore, l'Ordine farà dei corsi di formazione per informare i colleghi. È stato un anno difficile per i giornali e per i giornalisti del Veneto, un anno che ha visto una diminuzione ancora delle copie dei giornali venduti in edicola, una diminuzione del numero delle edicole, molte chiudono. È stato un anno di stabilizzazione per le televisioni private che però riescono a sopravvivere soprattutto grazie a fondi pubblici. In questo contesto complesso c'è bisogno ci sono dei segnali di speranza, ad esempio quello che arriva da NEM, che a fronte di 36 prepensionamenti ha assunto 36 giovani, e questo è sicuramente un chiaro segno di speranza. Bisogna andare in questa direzione, servono, è l'auspicio del sindacato, delle norme a tutela dell'informazione di qualità, un'informazione che sia tempestiva, esaustiva, bipartisan, coerente, fatta bene. Servono dei contributi da questo punto di vista per tutelare l'informazione di qualità, che è uno dei pilastri della democrazia.